casa tua, del tuo infinito amore, hai preso il posto mio, portato i pezzi miei, hai dato la tua vita perché io fossi libero. Oh Gesù, io canto di ciò che hai fatto in me. Amen. Ringraziamo il nostro Signore perché Lui ci ha dato la sua grazia, perché oggi se siamo vivi qua, se abbiamo l'opportunità di poter avere un momento di culto, di poter lodare il suo nome, di poter avere comunione con Lui, è perché Lui ha consegnato il suo Figlio in nostro favore. Per quello siamo qui, per quello possiamo cantare della sua grazia, per quello possiamo cantare del suo infinito amore, perché 2000 anni fa Lui è stato lì in croce per i nostri peccati e per i nostri errori. È stato lì senza aver colpa, senza meritare quello, e anche così ha compiuto il suo ruolo in quel momento. Quindi oggi ringraziamo a Lui per quello, ringraziamo per la sua grazia. Quando cantiamo sulla grazia di Gesù Cristo, quando cantiamo sulla grazia di Dio, è una cosa molto potente, una cosa che c'entra tutto con la nostra camminata, con quello che crediamo. Quindi che non siano parole cantate a vuoto, ma qualcosa che quando cantiamo capiamo per cosa stiamo cantando. Tu sei la mia luce, tu sei la mia salvezza, a te mi arrenderò. Se accanto a te starò, nelle mani tue nulla temerò. Tu sei santo, Signore. Tu sei degno di lode. Solo in te confiderò, di nulla temerò. Avanti io andrò, poi io so che vivo sei, e un giorno tornerai, in cielo mi porterai, per sempre regnerai. Alleluia. Cantiamo Tu sei la luce mia. Tu sei la luce mia, tu sei la mia salvezza, a te mi arrenderò. Se accanto a te starò, nelle mani tue nulla temerò. Oh, tu sei santo, Signore. Oh, tu sei degno di lode.
io so che vivo sei, e un giorno tornerai, in cielo mi porterai, per sempre regnerai. Alleluia. Sempre regnerai, alleluia. Credere in Gesù Cristo è credere che un giorno Lui tornerà, che possiamo avere fede in questa roba. Che potesse amarci, lui non aveva nessuna apparenza da desiderare. Fu rifiutato dalle persone, nonostante portò i miei dolori, il suo castigo ci dà pace e la speranza non svanirà. L'offerta per la colpa lui la presentò, per sdolire il creatore lui morì, affinché la sua luce in noi potesse brillare. Il figlio dell'amore si consegnò per potermi salvare. Fu rifiutato dalle persone, ciò nonostante portò i miei dolori, il suo castigo ci dà pace e la speranza non svanirà. L'offerta per la colpa lui la presentò, per esaldire il creatore lui morì, affinché la sua luce in noi potesse brillare.
ringraziamo Dio per questo momento di lode e di adorazione, ti consegniamo questo momento, ti consegniamo anche il culto, ti chiediamo Signore da continuare con noi qua, manifestare la tua parola, il tuo Spirito Santo, vogliamo approfondirsi un po' di più sulla tua parola, Signore, conoscere di più il tuo Vangelo, Signore, conoscere di più la tua verità. Quindi ti chiediamo, Padre, da continuare con noi, Signore, da portare il tuo Spirito Santo, da portare il tuo amore, che possiamo imparare più di te, Signore, stasera. Ti ringraziamo nel nome di Santo Gesù. Amen. Potete sedervi. Buonasera per chi non era ancora arrivato. Caldino, no? Sì? Aprite le vostre Bibbie. Gabri, non so se riuscite, avevo inviato un video, poi fammi sapere se riuscite. Intanto è solo per la metà della predica. Galati, capitolo 5, dal 7 al 12, daremo seguenza nei nostri studi sulla lettera di Galati. Galati 5, dal 7 al 12. Il testo dice: voi correvate bene, chi vi ha fermati perché non ubbidiate alla verità? Una tale persuasione non viene da colui che vi chiama. Un po' di lievito fa lievitare tutta la pasta. Riguardo a voi, io ho questa fiducia nel Signore, che non la penserete diversamente, ma colui che vi turba ne subirà la condanna, chiunque li sia. Quanto a me, fratelli, se io predico ancora la circoncisione, perché sono ancora perseguitato? Lo scandalo della croce sarebbe allora tolto via. Si facciano pure evirare quelli che vi turbano. Preghiamo. Padre, ti chiedo in questo momento che tu possa aiutarci a comprendere i tuoi insegnamenti, la tua santa parola, Signore. Parla al nostro cuore, illuminaci stasera, in nome di Gesù. Amen. Il brano precedente abbiamo visto che alcuni della Chiesa della Galazia stavano cercando essere convinti, gli altri stavano cercando di convincerli a circoncidarsi. La circoncisione era un segno di che quelle persone appartenevano a Dio, no? In quella chiesa della Galazia, così come nella maggior parte delle chiese in quel primo secolo, era formata sia dagli ebrei convertiti, sia dai gentili, soprattutto i greci. E quello che succedeva nella chiesa della Galazia era che quegli ebrei convertiti cercavano di convincere i greci a circoncidersi per appartenere come un simbolo di che ora anche loro appartenevano al popolo di Dio. E la lettera ai Galati si basa soprattutto su questo argomento. Questa ordinanza di eseguire la circoncisione era un'ordinanza limitata al popolo ebreo, così come la legge mosaica era una legge per il popolo ebreo. Una volta che i greci o i gentili in modo generale, i gentili, tutti quelli che non erano ebrei, cercavano di eseguire la legge come un segno di appartenenza o di, tra virgolette, meritocrazia, di cercare di osservare la legge per guadagnare la salvezza, loro ignoravano il dono, la grazia di Cristo, l'offerta di Cristo sulla croce. Paolo a questo punto gli dice che se loro vogliono osservare la legge, allora che la devono osservare per intera. Cioè, non basta, volete
circoncidervi, volete circoncidervi, è una parola bellissima, no? Volete circoncidervi, allora osservate pure tutti gli altri 613 precetti della legge. Volete proprio seguire la legge di Mosè? La seguite per intera, altrimenti non serve di nulla. Soprattutto perché quello che loro non riuscivano a capire, né i gentili né gli ebrei, era che la legge mosaica era già stata pienamente compiuta. In chi? In Gesù. Gesù è stato colui che ha compiuto pienamente la legge mosaica. E lui stesso ha detto: non sono venuto per abolire la legge, annullare la legge, ma per compierla. Soltanto lui era capace di osservare tutta la legge e lo ha fatto al posto nostro. Il versetto 6, proprio l'ultimo primo del brano che vedremo stasera, Paolo dice: infatti in Cristo Gesù non ha valore né la circoncisione né l'incirconcisione. Quello che vale è la fede che opera per mezzo dell'amore. I giudei che appartenevano a quella chiesa probabilmente si credevano, e questo riusciamo a capire da tutto il contesto del libro, della lettera ai Galati, loro si credevano un gruppo in certo aspetto superiore, perché loro erano il popolo scelto da Dio, loro erano quelli che hanno ricevuto la legge da parte di Dio e cercavano di imporre anche questo, la circoncisione, ma probabilmente non solo, a tutti quanti. Paolo invece dice: nulla di questo ha più valore, né la circoncisione né nessun altro aspetto della legge. L'unica cosa che conta è il sacrificio di Cristo, quello che l'abbiamo ricevuto attraverso l'amore, per mezzo dell'amore. Amore a Cristo, amore verso la Chiesa e amore verso il prossimo. E arriviamo al versetto 7, che fa parte di questo brano che vedremo un po' cosa Paolo cerca di parlare. E Paolo inizia proprio: voi correvate bene, chi vi ha fermati? Perché non ubbidiate la verità? Vi ho già detto mesi fa, forse l'anno scorso, che Paolo spesso usa la figura della corsa per parlare della vita cristiana, come qualcosa che si matura durante la vita. E qui lui di nuovo utilizza questo termine. Voi correvate bene. Chi vi ha fermate? Chi vi ha impedito di continuare la vostra crescita spirituale? Perché ubbidiate la verità. E questa parola, chi vi ha impedito di proseguire, ela ha proprio il senso di qualcuno che entra davanti a noi e cerca di impedire, non nel senso fisico, non di fare qualcosa semplicemente che possa farci sviare l'attenzione, ma proprio di trattenerci. E c'è un video, non so se Gabriel riesce a Lari. È Lari? È Lari. Se riesce a metterlo. Non era questo video. È questo.
2004. Quanti di voi eravate già nati in questo? 2004 Olimpiadi di Atena in Grecia, Vanderlei di Lima, un brasiliano, arrivando proprio alla fine della maratona, si dice maratona in italiano? Sì? La maratona, era al primo posto, molto lontano da quello che le era capitato a lui. Ma è interessante che questo dimostra esattamente di quello che Paolo parlava. La parola utilizzata qui per chi vi ha impedito è proprio il senso di qualcuno che entra davanti alla nostra corsa e ci toglie di mezzo. Non è stato quello che gli ebrei hanno fatto, non è stato una semplice guarda che noi crediamo che sia meglio, forse potete fare, no, li ha messi proprio nella strada sbagliata. Loro cercavano di fare la cosa giusta, di seguire le dottrine insegnate da Paolo e lo hanno proprio messo in una strada, li hanno proprio messi in una strada completamente contraria a quello che Paolo gli aveva insegnato. Non più la salvezza attraverso la grazia, il sacrificio di Dio, di Cristo sulla croce, ma una salvezza che era meritocratica, una salvezza che era attraverso la capacità dell'uomo di riuscire a compiere la legge. Niente di questo viene da Dio, è quello che Paolo dice, versetto 8. Una tale persuasione non viene da colui che vi chiama. Queste persone che sono riusciti a mettervi fuori strada non possono venire da Dio. Chiunque cerca di insegnarvi una dottrina diversa da quella che abbiamo insegnato noi, una dottrina diversa da quella che troviamo nella Bibbia, non può venire da Dio. E conclude questo ragionamento con un avvertimento, versetto 9. Un po' di lievito fa lievitare tutta la pasta. Non possiamo permettere che certi insegnamenti contrari alla parola di Dio arrivino nella nostra Chiesa. Questo è un compito nostro. Nel momento in cui percepiamo che qualcuno cerca di sviarci, cerca di mettersi in mezzo, cercano di impedire la nostra corsa nella nostra crescita spirituale, noi dobbiamo impedire che questa cosa vada avanti. A volte basta istruire questa persona, a volte serve eseguire tutta la disciplina ecclesiastica insegnata da Gesù in Matteo capitolo 18, finché se questa persona non si penti, la invitiamo a cercare un'altra chiesa. Ma la cosa più importante è che dobbiamo assicurarsi che la nostra chiesa sia una chiesa fedele alla parola di Dio, fedele ai suoi insegnamenti, una sana dottrina. A volte crediamo che le azioni di Satana contro la Chiesa è magari perseguitarla, cercare di chiudere una Chiesa, ma non è così. Questo capita, ovviamente capita. Stiamo pregando per le chiese perseguitate, per i nostri fratelli che vivono in paesi dove non gli è permessi di
di credere in Dio, di avere un Dio magari diverso di quello imposto per la legge di quel paese. Ma solitamente non è questo, non sono queste le ferramente posso dire, di Satana. Il modo più efficace di lui distruggere una chiesa è piantare piccoli semi che fanno poi con che noi prendiamo la via sbagliata. Piccoli semi, piccoli svii dottrinari che sembrano magari banali, piccoli svii dottrinari che se non siamo preparati, se non abbiamo la dovuta conoscenza della parola di Dio, a volte neanche percepiamo e alla fine diventiamo una chiesa che crede in qualsiasi altra cosa, ma non il Dio delle Scritture. C'è un libro bellissimo di C.S. Lewis, che conoscete tutti, no? L'autore della Croniche di Narnia. In italiano questo libro si chiama Le lettere di Berlicche. In portoghese il titolo è Le lettere di un diavolo al suo allievo. È un libro molto interessante, mi piace un sacco questo libro, perché è basicamente il diavolone che invia le sue lettere al diavolino per istruirlo a come distruggere una vita. Leggerò un pezzo di questo libro. Sono diverse lettere, come se ogni capitolo del libro fosse una lettera inviata da questo grande diavolo. Dice così, nella lettera di numero 22. Ricordatevi che è della prospettiva di un demone, ok? E questo demone dice: dirai che questi sono peccati molto piccoli, ma ricorda che l'unica cosa che conta è il grado in cui riesci a separare l'uomo dal nemico, da Dio. Non importa quanto piccoli siano i peccati, purché il loro effetto cumulativo sia quello di allontanarlo dalla luce e condurlo al nulla. Un omicidio non è migliore di una partita a carte, se una partita a carte può raggiungere lo scopo. In realtà, la strada più sicura verso l'inferno è quella graduale, il dolce pendio, soffice sotto i piedi, senza curve improvvise, senza pietre miliari, senza cartelli indicatori. Il modo più effettivo di Satana di agire contro la Chiesa non è cercando di distruggere la Chiesa, è inserendo questi piccoli insegnamenti che pian piano finiscono per rovinare la Chiesa al suo interno e le persone neanche riescono a percepire. Leggo di nuovo. Dirai che questi sono peccati molto piccoli, ma ricorda che l'unica cosa che conta è il grado in cui riesci a separare l'uomo dal nemico. Non importa quanto piccoli siano i peccati, purché il loro effetto cumulativo sia quello di allontanarlo dalla luce e condurlo al nulla. Un omicidio non è migliore di una partita a carte se una partita a carte può raggiungere lo scopo. In realtà, la strada più sicura verso l'inferno è quella graduale, il dolce pendio, soffice sotto i piedi, senza curve improvvise, senza pietre miliari, senza cartelli indicatori. E è questo il vero pericolo. Magari parlando della vita cristiana, come è l'esempio di C.S. Lewis, ci preoccupiamo forse di non commettere i grandi peccati, no? Un omicidio è qualcosa di grosso. E quello che lui dice è: non basta, non serve cercare di fare con che la persona commetta un omicidio, commetta qualcosa di grosso. Basta farli con che lui commetta i piccoli peccati che passano inosservati, niente di che, nessuno li vede, non è importante, e pian piano questa persona è sempre più lontana da Dio. Nella vita della Chiesa, come dicevo, piccoli insegnamenti,
piccoli svii dottrinari, è il modo più efficace di Satana per distruggere una chiesa. Come abbiamo già visto nella lettera ai Galati, nel capitolo numero 1, versetti 7 e 8, Paolo dice: però ci sono alcuni che vi turbano e vogliono sovvertire il Vangelo di Cristo. Ma anche se noi, gli apostoli, o un angelo dal cielo vi annunciasse un Vangelo diverso da quello che vi abbiamo annunciato, sia anatema. Anatema, no? Si dice, sia anatema. Se qualcuno vi insegna un Vangelo diverso da quello che vi abbiamo insegnato, non importa se questa persona dice di essere un apostolo, non importa se questa persona dice di essere un pastore, non importa se dice di essere un fratello in Cristo Gesù, non importa se dice di essere un angelo, se è diverso di quello che troviamo nella scrittura, questa persona sia anatema, sia maledetta. Queste sono le parole di Paolo. Versetto 10. Riguardo a voi, la Chiesa, io ho questa fiducia nel Signore, che non penserete diversamente, ma colui che vi turba ne subirà la condanna, chiunque egli sia. Di nuovo, non importa se è un fratello, se è un pastore, se fa parte, se è un diacono, se è un anziano, se questa persona vi turbano nella vostra corsa di crescita spirituale, nella vostra corsa cristiana, questa persona subirà la condanna. Chiunque agisce contro la Chiesa di Cristo ne subirà la condanna. Ma attenzione che questo non si limita soltanto agli insegnamenti. Paolo dice colui che vi turba. Nel senso, non dobbiamo soltanto allontanare questi insegnamenti, questi svii dottrinari, ma dobbiamo allontanare anche le persone che sono responsabili per questi svii dottrinari. Colui che vi turba, qualsiasi azione contro la Chiesa, divisione, contese, qualsiasi altra cosa, che subisca la condanna. Quando abbiamo iniziato a studiare le lettere, no? Abbiamo iniziato con la lettera di Giacomo, poi la lettera di Colossesi. Vi ho detto che le lettere hanno una particolarità quando le studiamo, perché spesso si tratta di o una risposta a quello che Paolo o l'autore aveva ricevuto, o un'indicazione di qualcosa che stava succedendo e non abbiamo l'altro lato, più o meno come il libro di C.S. Lewis, no? Non abbiamo mai la risposta del piccolo demone, soltanto di quello demone più grande che cercava di distruirlo. E da quello che diceva, lui rispondeva in una lettera, dobbiamo cercare di capire quello che aveva ricevuto dall'altra lettera. Avete capito, no? Quello che intendo dire? Quindi quando leggiamo una lettera nella Bibbia, dobbiamo cercare di comprendere a cosa Paolo o l'autore sta rispondendo, cosa potrebbe essere successo lì, o cosa loro hanno detto, perché spesso qualcuno gli portava una situazione e Paolo rispondeva in base a quello che aveva ascoltato. Osserviamo il versetto numero 11. Quanto a me, fratelli, se io predico ancora la circoncisione, perché sono ancora perseguitato? Se io predico ancora la circoncisione, perché sono ancora perseguitato? Cioè, quando è che Paolo ha predicato la circoncisione? Mai. Quindi, da dove è partito questo? Cosa ci porta a credere esaminando il testo? Probabilmente quelle persone, quei falsi apostoli che stavano cercando di circoncidere gli altri fratelli, usavano come scusa, come magari un argomento per cercare di convincerli, che Paolo ogni tanto magari predicava anche lui la circoncisione. E qui Paolo dice, non è vero, se io predicassi ancora la circoncisione, perché mai sarei perseguitato? Non avrebbe senso. Ma da dove è partito questo? Da dove potrebbe
aver nato questo argomento di che Paolo ogni tanto predicava la circoncisione. Leggiamo Atti degli Apostoli, capitolo 16, versetto 3, per capire un po' meglio. Atti 16, 3. Giunse anche a Derba e a Listra, e là c'era un discepolo di nome Timoteo, figlio di una donna ebrea credente, ma di padre greco. Di lui rendevano buona testimonianza i fratelli che erano a Listra e a Iconio. Paolo volle che egli partisse con lui, perciò lo prese e lo circoncise a causa dei giudei che erano in quei luoghi, perché tutti sapevano che il padre di lui era greco. Cioè Paolo arriva, trova un giovane ragazzo chiamato Timoteo, la sua mamma ebrea, il suo papà un greco. E volendo che questo ragazzo fosse insieme a lui nei viaggi missionari, ha chiesto a questo ragazzo di circoncidersi. Ma è la stessa cosa di che parlano gli ebrei. Potevano usare questo come un argomento, cioè Paolo ha fatto Timoteo circoncidersi, allora anche lui è d'accordo con questa idea. E per capire meglio dobbiamo capire il contesto storico che succedeva lì. Secondo la legge rabbinica, okay, che dettavano le usanze di quell'epoca, il figlio di una donna ebrea era considerato ebreo, cioè Timoteo, avendo la sua mamma ebrea, era anche lui considerato ebreo. Tuttavia, come il suo padre era greco, lui non è stato circonciso da piccolo. Come conseguenza di questo, la comunità ebrea dove lui viveva, loro vedevano Timoteo come un traditore, vedevano Timoteo come qualcuno che non onorava gli insegnamenti ebraici, che aveva abbandonato gli insegnamenti ebraici. Ebreo, considerato ebreo, visto che sua mamma è ebrea, non osservava gli aspetti da legge, a cominciare della circoncisione. Paolo, volendo che Timoteo andasse insieme a lui come nei viaggi missionari, era importante in quell'occasione che gli ebrei non avessero questo impedimento, posso dire, verso Timoteo. C'è una parola migliore? Non avessero questa mura, insomma, che non vedessero Timoteo arrivare e dire no, guarda che questo è quello lì che non osserva, non onora la nostra legge, non osserva la legge mosaica, si è rifiutato di... Quindi per evitare questo, per fare con che gli ebrei ascoltassero quello che Timoteo aveva da dire, Paolo chiede a lui di circoncidersi. Non si tratta di osservare la legge mosaica, non si tratta di obbedire per guadagnare poi la sua salvezza. È stata una strategia di Paolo per fare in modo che le persone, gli ebrei che erano lì o che loro troverebbero per strada mentre facevano i loro viaggi, che non avessero questo impedimento, che fossero disposti a ascoltare Timoteo. Una decisione semplicemente strategica da parte di Paolo. E probabilmente stavano usando questo come un argomento per dire no, anche Paolo quando conviene, quando è interessante per lui, predica di circoncidere, cosa che era assolutamente diversa da quello che Paolo aveva fatto. E Paolo inizia a spiegare a loro, se io predico ancora la circoncisione, se è vero questo che loro stanno dicendo di me, perché sono ancora perseguitato? Se sono uno di loro, perché mai mi perseguitano? Non avrebbe senso. E poi conclude. Anzi, la seconda parte del versetto dice, se questo fosse vero, il sacrificio di Cristo sulla croce sarebbe stato inutile. Se io predicasse la necessità di osservare un unico aspetto della legge, il sacrificio di Cristo sarebbe inutile. E poi conclude, versetto 12. Si facciano pure evirare quelli che vi turbano. Vogliono che
vi circoncidate, loro vogliono che anche voi vi circoncidate, vogliono togliere un pezzettino. Quello che Paolo dice è allora che loro tolgano proprio tutto. Paolo non usa mezze parole, lui non è delicato. Vogliono che togliete un pezzettino, allora che loro tolgono proprio tutto. È questo la gravità che Paolo voleva trasmettere, dal voler osservare la legge come un atto di meritare qualcosa, di appartenere a qualcosa. Non solo non ha senso, come sarebbe come dire, e questo abbiamo visto nel brano precedente, è come dire che lo scandalo della croce, è come dire che tutto quello che Gesù Cristo ha dovuto subire, ha dovuto supportare a posto nostro, non ha servito di nulla. Ogni volta che cerchiamo di fare qualcosa per meritare la salvezza, quello che diciamo è: Gesù, la sua morte non mi è bastata. La morte del Figlio di Dio non mi è stato il sufficiente. Devo fare io qualcosa per raggiungere la salvezza. E non è assolutamente questo che impariamo, non è assolutamente questo che Paolo aveva insegnato ai Galati. Un po' di lievito fa lievitare tutta la pasta. Se permettiamo questi piccoli svii dottrinari, che non sono piccoli nel nostro contesto, ma nel loro contesto erano piccoli svii, questo finirebbe per rovinare l'aspetto centrale del Vangelo di Cristo, che è la salvezza attraverso la grazia di Dio. Non per merito nostro, non perché siamo in grado di raggiungere la salvezza, non perché siamo in grado di essere buoni, ma perché attraverso la sua misericordia Lui ci ha raggiunto. Attraverso la sua misericordia Lui è stato grazioso verso di noi. Cosa vuol dire misericordia? Non dare quello che meritiamo. Meritiamo? Non dare quello che meritiamo. La condanna, la morte. Questa è stata la sua misericordia. E cosa vuol dire grazia? Dare qualcosa che noi non meritiamo. La vita eterna in Cristo Gesù. Dobbiamo essere attenti, siano alle persone, siano agli insegnamenti che arrivano nelle nostre chiese. Non possiamo permettere che questo piccolo lievito faccia lievitare tutta la nostra pasta. Non possiamo permettere che piccoli insegnamenti, persone malintenzionate, rovinino la Chiesa di Cristo. Altrimenti, come dice Paolo, lo scandalo della croce sarebbe tolto via. Il sacrificio di Cristo sarebbe stato inutile. Questa non è stato solo un insegnamento di Paolo verso la Chiesa della Galazia. È un'avvertenza a tutti noi, è una nostra responsabilità. E è per questo che dobbiamo continuare a crescere nella nostra fede, continuare a crescere nella nostra conoscenza riguardo alla parola di Dio, perché è solo così che riusciremo a identificare queste persone e questi insegnamenti in mezzo a noi. È solo seguendo nella nostra corsa, senza permettere che nessuno ci impedisca di continuare, è che raggiungeremo la maturità come cristiani, maturità nella nostra conoscenza riguardo a chi è colui che ha sofferto al posto nostro, chi è colui che ci ha scelto, chi è colui che ci offre la vita eterna. Amen? Preghiamo. Grazie Signore, grazie perché noi abbiamo l'opportunità, diversamente di molti dei nostri fratelli, di avere una Bibbia in mano, di poter leggere, di poter meditare sulla sua parola. Grazie perché abbiamo persone che sono disposte a insegnarci.
disposti a guidarci, a istruirci, Signore. Che possiamo essere maturi nella nostra fede, che possiamo crescere giorno dopo giorno, Signore, nella nostra conoscenza su di Te. Che possiamo essere luce nella società in cui viviamo, che le persone possano guardarci e vedere qualcosa di diverso, che le persone possano guardarci e vedere Tu, Signore. Che possiamo fare la differenza al nostro lavoro, alla scuola, all'università, nella zona dove abitiamo. Che possiamo portare insieme a noi in tutto quello che facciamo, ovunque andiamo, i Tuoi insegnamenti, Signore. È questo che Ti chiedo in nome di Gesù. Amen. Invitiamo la Chiesa, alzatevi in piedi, cantiamo un po' al nostro Dio, finiamo questo culto con gioia, con allegria, cantando a Lui.
così grande, il Re di gloria, Gesù il Re dei Re. Riscuote tutto, il mondo intero, chi ci stupisce in ogni istante, il Re di gloria, Gesù il Re dei Re. Questa è la grazia tua, e tu infinito amore, hai preso il posto mio, portato i pezzi miei, hai dato la tua vita, perché io fossi libero. Oh, Gesù, io canto in ciò che hai fatto in me. Mettiamo che spazza via. Che spazza via la confusione, ci ha reso suo figlio e figlie, il Re di gloria, Gesù il Re dei Re, che guida il mondo nella giustizia, il cui splendore è come il sole, il Re di gloria, Gesù il Re dei Re. Questa è la grazia tua, il tuo infinito amore, hai preso il posto mio, portato i pesi miei, hai dato la tua vita, perché io fossi libero. Oh, Gesù, io canto di ciò che hai fatto in me. Degno è di Dio, degno è colui che ha vinto la morte, degno è di Dio, degno è colui che ha vinto la morte, degno è di Dio, degno è colui che ha vinto la morte. Diciamo a lui. Degno è l'agnello di Dio, degno sei, questa è la grazia tua, il tuo infinito amore, hai preso il posto mio, portato i pesi miei, hai dato la tua vita, perché io fossi libero. Oh, Gesù, io canto di ciò che hai fatto in me. Amen. Grazie Signore per tutto, per la sua grazia. Abbiamo gli avvisi con il nostro amico Samuel. Buonasera. Amen. Come potete notare, fa un po' caldino, quindi siete tutti cordialmente, gentilmente incoraggiati, invitati a venire sabato 11 giugno, ok? Non questo, il prossimo che verrà, ma ossia quello dopo, sabato 11 giugno, abbiamo un evento a livello proprio di chiesa e saliremo su a Belluno, lago del Mis, per chi non lo conoscesse può cercare su Google. Ho detto giugno? Ho detto luglio? No, state cercando di fare gaslighting.
No, io ho detto luglio, potete controllare in live, ok? Io ho detto luglio, ok, scherzone. Ok, sabato 11 luglio saliremo tutti quanti sul lago di Miss, orario indicativo per incontrarci là alle 10 del mattino, ma comunque la mattina sarà un bellissimo momento in cui ci potremo riunire tutti quanti insieme dalle differenti sedi per poter avere un momento di comunione, poter mangiare insieme, poter bere, giocare, divertirci e possibilmente rinfrescarci. Poi, sempre a luglio, l'ultima domenica di luglio, ok, perciò il 26 luglio, siete tutti invitati, qua invece è più un evento Agamove per i GG giovani, oppure quelli che si sentono giovani dentro. Chi sono io per poter giudicare? Ok? Tutti invitati al lago di Santa Croce. Se andate su a Belluno l'11 sabato per il lago del Miss, metà strada troverete il lago di Santa Croce, facilissimo da trovare attraverso le indicazioni dell'autostrada. Ok? Perciò sabato 11 luglio abbiamo al lago del Miss l'incontro a livello di tutta la chiesa, lì per divertirci, per fare tutto quello che vogliamo. Mentre domenica 26 luglio al lago di Santa Croce per l'Agamove ci incontreremo lì probabilmente per pranzare insieme subito dopo il culto di Treviso e basta, nella speranza di rinfrescarci un attimino con questo caldo un po' torrido. Ho detto tutto piccoli gruppi in mano a Gabriel e a Larissa, perciò seguiteli, se possiamo anche fare un gruppo unico così, vediamo e basta. Ho detto tutto? Sì? Dalla regia mi confermano? Ottimo. Possiamo alzarci in piedi e pregare per così concludere il nostro culto insieme. Ti ringraziamo, Padre, in questo momento, ti ringraziamo per tutte le opere stupende che hai compiuto nelle nostre vite, ti ringraziamo per la possibilità di riunirci insieme come famiglia, come Chiesa e ti ringraziamo, Padre, per tutto quello che sei. Ti chiediamo che tu possa benedire questo momento di piccoli gruppi per poi benedire il nostro momento di comunione dopo e infine il nostro ritorno a casa. Ti chiediamo che tu possa accompagnarci non solo oggi ma anche domani, prossima settimana e che tu possa sempre benedire le nostre famiglie, le nostre chiese, le nostre località, ovunque dove noi ci incontriamo. Tutto questo ti chiediamo, Padre, nel nome di Gesù. Amen. Ciao! Ci vediamo prossimo sabato.